Tavolo sulla sicurezza. Il 20 ottobre prossimo, decisione del prefetto per il brutale omicidio in zona Fiera. Dopo l'arresto dei 2 kosovari continuano le indagini della polizia. Il vescovo, sgomento per l'accaduto, dice, ma non rappresenta la città. Incidente sul lavoro a Castelfranco, 36enne in bianchino scivola e cade per 8 metri nel vano ascensore di un edificio durante la tinteggiatura, è grave in ospedale. Il leghista veronese con origini trevigiane Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera, nel suo discorso sulla tutela delle diversità e delle autonomie. Il PD attacca omofobe pro Putin, lo striscione di Rachele Scarpa e Alessandro Zan. La Guardia di Finanza nella sede di Rete Veneta abbassando il grappa per raccogliere informazioni su presunte pressioni dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos nei confronti del DG dell'ULSS 7, un provvedimento che non riguarda la redazione e la segnalazione dei cittadini. Il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacciali, sulla vicenda. Il rapporto personale con Bramezza prescinde dall'attività di informazione delle televisioni del gruppo. Uso del cellulare vietato a scuola anche a insegnanti e collaboratori scolastici, fa discutere la decisione della dirigente dell'Istituto Comprensivo Serena di Treviso, che difende la sua decisione. Imprenditoria Montebellunese della Marca, in lutto per la scomparsa a 49 anni di Andrea Parisotto. Ricordo, in un mondo di protagonismi lui era una persona di fatti e poche chiacchiere. Dal 7 al 15 ottobre del 2023 le spoglie di Papa Pio X torneranno nella sua Riese, il via libero di Papa Francesco dopo la richiesta del vescovo di Treviso per i 120 anni dell'elezione al soglio pontificio. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano, perché proseguono senza sosta le indagini per fare piena luce sull'omicidio di mercoledì sera in zona Fiera a Treviso. Costato la vita, lo ricordiamo, a un 52enne kosovaro. Un caso isolato per quanto efferato, dice oggi il prefetto. Una riunione per fare il punto sulla sicurezza cittadina è comunque convocata in prefettura per il 20 ottobre. Alla luce di quello che voi stessi avete scritto, di quello che sono in questo momento le risultanze, credo che sia un fatto isolato, riconducibile soltanto a quelle persone lì. Un evento criminale maturato all'interno di una cerchia grave ma ancora circoscrivibile. Così il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, torna sull'assassinio del 52enne kosovaro Rajip Kolgeci in zona Fiera per opera di 2 connazionali già fermati da squadra mobile e procura con l'accusa di omicidio volontario. No, non è un episodio che può cambiare la sicurezza di una città. I dati della criminalità noi li avevamo anche illustrati nel corso di un comitato di sicurezza pubblica un paio di settimane fa e denotano una città invece sicura. Altro è appunto l'avvenimento di fatti anche efferati che non devono accadere, sui quali il massimo sforzo delle forze dell'ordine, di tutti noi, a che la città sia sempre più presidiata. E per fare il punto si terrà il 20 ottobre prossimo in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto i carabinieri di Treviso hanno già rafforzato i dispositivi nella zona poco distante dalla rissa mortale delle tradizionali fiere di San Luca. La casa della vittima a sua volta è nei pressi in vicolo Veronese, dove si trova parcheggiato il furgoncino della ditta della famiglia Kolgeci. Resta aperta l'ipotesi che oltre alla somma di 500 euro, motivo scatenante dell'aggressione, ci possa essere una tensione di fondo proprio nel settore delle costruzioni tra aziende rivali sempre gestite da kosovari. Nessuno però tra i parenti e i conoscenti si sbilancia. Ma c'eravate anche voi l'altra sera? No, non c'eravamo nessuno di noi. Ma è possibile una cosa del genere? Che è successo? Ma che idea vi siete fatti? Cioè è uno scontro? Non si sa nessuno, mi dispiace, No, per il momento non niente. possiamo parlare, forse un altro giorno. Rimane chiuso invece su disposizione del questore il locale antistante al luogo dell'aggressione, mentre la squadra mobile è sulle tracce di eventuali altri partecipanti alla rissa costata la vita a Kolgeci, sul corpo del quale si attende l'autopsia. La morte non sarebbe avvenuta a causa delle coltellate, ma di un potente colpo in testa con un tubo di metallo, proprio come quelli usati nell'edilizia. Sul gravissimo episodio di cronaca nel quartiere di Fiera è intervenuto oggi con una riflessione il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Da un lato è lo sgomento e il dramma quando succedono cose di questo genere, perché la violenza è sempre qualcosa che ci sconvolge e che non deve fare parte del tessuto della nostra vita civile. Poi le letture aspetterei un attimo di farle un pochino più, non così a caldo. Non penso o sto vivendo in un'altra città davvero, oppure non mi sembra che ci sia un clima
di violenza o di contrapposizione, ci sono tutte le fatiche del post-Covid o della situazione in cui siamo, ci sono alcune fatiche, alcuni nervosismi, ma il tessuto mi sembra il tessuto di una città che è quello di Treviso come la conosciamo. Certo bisogna continuare con l'impegno perché la sicurezza è un fattore importante e credo che in questo le forze dell'ordine siano più che preparate. Noi dobbiamo continuare a mantenere vivo l'aspetto comunitario, questo è l'impegno della Chiesa, fare in modo che le persone non si sentano isolate, non si sentano sole, non si sentano trascurate e creare quel tessuto sano tra cittadini che possa anche, come dire, circoscrivere, se non eliminare del tutto sarebbe il sogno, ma circoscrivere i focolai di violenza. Stava eseguendo lavori di tinteggiatura quando è precipitato nel vuoto del vano ascensore da un'altezza di 8 metri circa. Il grave infortunio è accaduto nella tarda mattinata all'interno di una palazzina a Castelfranco. Grave un operaio 36enne residente a Salerno. L'uomo subito soccorso, prima è stato portato all'ospedale di Castellano e poi è ritrasportato alla Cafoncella dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'incidente stanno indagando gli uomini dello Spisal dell'ULSS 2. La politica l'abbiamo raccontato in diretta oggi durante la nostra prima edizione. Lorenzo Fontana, veronese, 42 anni, originario di Pederobba nel Trevigiano per parte materna, è il nuovo presidente della Camera. Nel suo discorso di insediamento ha parlato di diversità e di autonomia, elezione preceduta dall'azione di protesta di alcuni parlamentari veneti, Dem in particolare, il padovano Alessandro Zan e la trevigiana neoeletta Rachele Scarpa. La diversità non è rottura, la diversità non è indice di superiorità di alcune realtà su altre viste erroneamente come inferiori, ma è espressione di democrazia e rispetto della storia. È la ricchezza dell'Italia e la ricchezza dell'Europa, sta proprio nella diversità. Parla delle diversità il nuovo presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana, 42 anni, eletto come terza carica dello Stato con 222 voti. Diversità che per Fontana, che cita e ringrazia Sergio Mattarella e Papa Francesco, significa anche autonomia. E il compito delle istituzioni italiane è proprio quello di sublimare tali diversità, di valorizzarle anche attraverso le autonomie nelle modalità previste e auspicate dalla Costituzione. Parole che vengono subito accolte positivamente in Veneto dal presidente della regione Luca Zaia. È partito con il piede giusto, dice il governatore. Soddisfazione anche da parte della sua vice, pure lei veronese, Elisa De Berti. È stata una sorpresa perché nessuno di noi ce lo aspettava e la notizia è uscita ieri. Io la accolgo con favore, insomma conosco Lorenzo e sono sicura che svolgerà al meglio questo importante compito. Insomma sarà la terza carica dello Stato, non capita tutti i giorni. Vice segretario della Lega e già ministro della Famiglia, l'elezione di Fontana è stata preceduta da una contestazione in buona parte veneta con i deputati Dem, il padovano Alessandro Zan e la trevigiana Rachele Scarpa, che hanno esposto uno striscione dove il neopresidente viene definito omofobo e pro-Putin. Scarpa nel pomeriggio ha ricevuto insulti pesantissimi via social. Non mi farò intimidire, scrive, dichiarandosi pronta a denunciare i leoni da tastiera. Torniamo alla cronaca e parliamo di Rete Veneta. Oggi la Guardia di Finanza si è presentata nella sede di Rete Veneta a Bassano per raccogliere informazioni su presunte pressioni esercitate dall'ingegner Giovanni Giannakopoulos nei confronti del direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza. Un provvedimento della Procura che non riguarda la redazione e le segnalazioni dei cittadini. Questa mattina la Procura di Vicenza si è presentata nella sede di Bassano di Rete Veneta per raccogliere informazioni in merito alle presunte pressioni che l'ingegner Giovanni Giannakopoulos avrebbe esercitato sul direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, Carlo Bramezza. L'attività di indagine non concerne in alcun modo la redazione di Rete Veneta e il lavoro dei suoi giornalisti. Non c'è alcuna contestazione nei confronti di altri soggetti del gruppo televisivo, un gruppo che non ha alcun interesse privato in ambito medico o sanitario e la cui stella polare è sempre e unicamente il dovere di informare correttamente i cittadini. Questo è però anche un diritto e continueremo a esercitarlo anche in difesa della cittadinanza, che spontaneamente ci chiede di difendere un altro diritto, quello a una sanità che risponda alle esigenze della popolazione.
Segnalazioni, richieste di aiuto, contatti da parte di utenti dell'ULSS 7 Pedemontana sono reali, dimostrabili e veritieri. E sono oggetto di verifica da parte dei nostri giornalisti, cui deve essere garantita protezione e libertà di azione e di critica. In questo campo, come in tanti altri ambiti della società civile e del vivere quotidiano in Veneto. Per questo motivo continueremo a raccogliere le istanze dei cittadini, dando voce a chi spesso non ne ha una e ponendo sul nostro cammino la rotta della corretta informazione e dell'ascolto del territorio, come abbiamo sempre fatto, senza condizionamenti né compromessi. Sulla vicenda il commento del direttore del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli. Buonasera. Sono sempre stati burrascosi i rapporti tra l'ingegner Giovanni Giannakopoulos e il direttore generale della ULSS 7 Carlo Bramezza. Sono rapporti personali tra due protagonisti di un territorio che si sono scontrati più volte e che hanno avviato un dibattito, una discussione molto vivace sulla gestione della sanità dell'Alto Vicentino. Questo prescinde poi dalla nostra attività di giornalisti, non deve ripercuotersi sulla qualità della nostra informazione, che è sempre a 360 gradi su tutte le USL per vedere quel che va bene e quel che va male della sanità e delle strutture sanitarie. Ce lo chiedono i cittadini e noi abbiamo sempre detto fin dall'inizio della nostra avventura televisiva che noi siamo sempre dalla parte dei cittadini, anche in questo caso e soprattutto in questo caso perché dai cittadini arrivano sollecitazioni a migliorare la sanità bassanese. Non si può pensare che ci siano interessi nostri nel criticare la gestione di una struttura ospedaliera o di un'area come quella della ULSS 7, perché noi non abbiamo interessi nella sanità, non abbiamo nessun investimento nella sanità, non abbiamo mai avuto a che fare con la sanità, quindi noi pensiamo soltanto a difendere le persone, coloro che sono costrette a spostarsi da San Bassiano ad altre strutture, coloro che prenotano una visita e la vedono rimandata, la vedono fissata dopo mesi e mesi e a volte non ricevono nemmeno risposte. Questo è quello che è il nostro compito e quello che noi vogliamo continuare a fare. Anche quello che abbiamo detto riguardo al vertice della sanità bassanese è assolutamente fondato su notizie che sono state verificate con fonti attendibili, con tutto quello che noi facciamo normalmente perché l'informazione sia garantita e sia un'informazione di qualità. Quindi noi continueremo su questa strada, non è che ci possiamo fermare rispetto a una vicenda che riguarda due persone che hanno avuto motivo di non andare d'accordo e di scontrarsi più volte. Andiamo avanti perché questo è il nostro dovere, è il diritto dovere dell'informazione e soprattutto della cosiddetta libertà di stampa che bisogna dimostrare con i fatti e non solo con le parole. Leggo anche il comunicato del comitato di redazione di Media Nord-Est. Il CDR di Media Nord-Est ha preso con preoccupazione la notizia della misura adottata dalla magistratura vicentina a carico dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos e accogliendo le istanze dei colleghi di tutte le sedi ha indetto un'assemblea dei giornalisti per questa sera alle 20. L'editore Filippo Giannakopoulos, da noi contattato, ci ha confermato che la vicenda non inficerà in alcun modo il proseguo dell'attività del gruppo. Auspichiamo venga fatta piena chiarezza dei fatti e ribadiamo come fondamentale consentire ai giornalisti di svolgere il proprio lavoro in libertà e in serenità. E adesso parliamo del caso bollette, il caro bollette. Vi stiamo raccontando da settimane, ormai da mesi, una situazione sempre più gravi come quella dei ristoratori. Bollette raddoppiate, triplicate per non sospendere l'attività. Il titolare della trattoria Cannareggio a Rovarè di San Biagio di Calata ha deciso di adottare dei provvedimenti, ma se dovesse continuare così non basteranno. Sentiamo il suo racconto. Abbiamo eliminato qualche articolo
e abbiamo ottimizzato questo spazio, non viene più utilizzato e questo frigo è stato spento. Quindi l'abbiamo lasciato lì proprio perché le persone si devono rendere conto che effettivamente, guardando anche i nostri numeri, la situazione che si è creata. E fare delle scelte sulla riduzione dei consumi sembra l'unica soluzione possibile. Conti alla mano, in un anno Luca, il titolare della trattoria Canareggio, ha visto triplicare il costo di luce e gas nelle bollette di luglio ed agosto, da circa 5.000 euro a quasi 15.000, e per far fronte all'inverno e ai costi dell'energia che continuano a salire, le possibilità restano altri investimenti che riducano i consumi. È una situazione molto pesante perché va a colpire soprattutto il comparto della ristorazione, degli alberghi, e soprattutto chi non ha la possibilità. Nel nostro caso fortunatamente abbiamo già ordinato un fotovoltaico, per cui entro 3-4 mesi lo installeremo nel nostro tetto, però il fotovoltaico risolve il problema solo al 30%, perché lavora nel momento in cui c'è il sole. Nelle altre ore comunque noi dovremmo scontrarci con questa problematica. Non solo, nel locale i titolari sono intervenuti anche nell'illuminazione, convertendo tutto in LED. Misure che cercano di arginare il problema, ma che non tutti riescono ad affrontare. Nel mio caso io ho calcolato che avremo una perdita di circa 40.000 euro. Nella nostra situazione. Se aggiungiamo poi l'intervento per il risparmio energetico, quindi solare, fotovoltaico, sistemazione del tetto, posso dirle tranquillamente che arriveremo ad affrontare una spesa di circa 100.000 euro. Il timore principale resta il rischio della diminuzione dei clienti colpiti anche loro dall'attuale situazione. Cercheremo il più possibile di non andare nelle tasche dei nostri clienti. Una situazione drammatica che, se perdurerà ancora a lungo, porterà alla chiusura di molti locali. Cambiamo argomento: uso del cellulare vietato a scuola anche a insegnanti e collaboratori scolastici. Fa discutere la decisione della dirigente dell'Istituto Comprensivo Serena di Treviso, che difende la sua scelta. Sentiamola. L'esempio è la prima forma di apprendimento, questa lo sappiamo, e è quella che rimane più impressa all'alunno, perché non possiamo dire non urlare quando noi docenti urliamo, non usare il telefono quando noi docenti lo utilizziamo. E in base a questo principio, all'Istituto Comprensivo Serena di Treviso, la dirigente Alessia Quadrini ha emanato una circolare in base alla quale è vietato l'uso del telefonino a scuola non solo a bambini e ragazzi, e fin qui nessuna sorpresa, ma anche a insegnanti e collaboratori scolastici. Non ci si deve stupire, dice la preside. I docenti e i collaboratori, quando sono in servizio, la priorità è l'alunno e l'attenzione sull'alunno. Quindi ho semplicemente messo i paletti dicendo: ok, se fino adesso il telefono l'avete utilizzato in modo occasionale, sapete benissimo che non potete utilizzarlo. I sindacati del personale hanno però replicato che se questo è il principio non è corretto che la dirigente e i suoi collaboratori più stretti lo smartphone lo possano usare, ma lei replica prontamente. Parliamo di emergenze, perché parliamo di una dirigente che si trova spesso a girare anche nei plessi, parliamo di una dirigente che è disponibile in istituto e fuori dall'istituto per l'intera giornata, non sto semplicemente per l'orario d'ufficio, quindi è giusto anche per il benessere di tutto l'istituto che ci sia questa disponibilità e questa collaborazione così aperta. Il sindaco Mario Conte sottoscrive l'iniziativa. Parliamo di poche ore di rimanere senza le tecnologie, quindi fa bene ai bambini ma fa bene anche agli adulti. Forse dovrebbe farlo anche il sindaco. Torniamo alla cronaca. Hanno minacciato con un coltello un camperista tedesco, i 2 responsabili identificati. Hanno raggiunto una piazzola per campeggiatori a Borso del Grappa ed hanno tentato di rubare 2 sedie da campeggio ad un turista tedesco. L'uomo ha sorpreso la coppia mentre stava caricando le 2 sedie sul proprio mezzo ed ha reagito, ma i 2, per guadagnare la fuga, lo hanno minacciato con un coltello. Si sono quindi allontanati a bordo di un veicolo senza asportare nulla. Immediata però la denuncia ai carabinieri. Grazie alla descrizione fornita e ai successivi approfondimenti sul mezzo utilizzato per la fuga da parte dei carabinieri della stazione di Pieve del Grappa, i militari hanno identificato i presunti responsabili del gesto. Si tratta di un 54enne e di un 51enne residenti nel Vicentino, già noti alle forze dell'ordine. I 2 devono rispondere dell'accusa di rapina impropria. La loro posizione sarà vagliata dall'autorità giudiziaria. Torniamo a parlare della tragedia di Vedelago, l'abbiamo raccontata ieri in diretta nel nostro telegiornale con il collegamento di Christian Arboid, che si trovava sul posto. Ve lo ricordo, il 19enne è morto nell'auto in fiamme nello scontro con il furgoncino. Il cordoglio ovviamente per la sua scomparsa si unisce anche alle polemiche per la pericolosità della strada.
Uno schianto drammatico, un boato, poi le fiamme. L'ennesima vittima della strada è un 19enne, Antonio Funes, residente a Caselle de Altivole. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane all'improvviso avrebbe sbandato andando ad invadere la corsia opposta da dove stava sopraggiungendo un furgoncino. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è accartocciata e subito sono divampate le fiamme. Ad accorrere i residenti di via Montegrappa che hanno spento il principio di incendio gettando dei secchi d'acqua. Immediatamente è stato lanciato l'allarme sul posto, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari ed i carabinieri. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi. Per il 19enne non c'era più nulla da fare. Ferito gravemente invece l'autista del furgone, è lì trasportato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata. Una strada questa pericolosa. È una strada importante, una strada provinciale che non solo collega la parte est con la parte ovest, ma è attraversata da molte strade che congiungono dalle abitazioni al centro delle frazioni, per esempio Fossalunga, per cui anche solo l'attraversamento di questa strada diventa pericolosissimo. Quindi è una strada che non ammette distrazioni, non ammette proprio nulla, proprio per questo motivo qui. Antonio Funes, la 48esima vittima della strada del 2022, era studente universitario. Aveva perso il papà 2 anni fa e viveva con la mamma. L'estate scorsa Antonio, molto vicino ai temi del sociale e dell'ambiente, aveva partecipato ad un progetto sociale in una missione del Brasile ed era tornato nella Marca a settembre. Poi gli studi, gli amici e tanti sogni. Tutto si è infranto lungo questa strada. E poi c'è il cordoglio e il lutto nell'imprenditoria trevigiana e montebellunese, in particolare per la scomparsa improvvisa di Andrea Parisotto, simbolo dello sport system proprio dell'area montebellunese. Aveva soltanto 49 anni. In un mondo in cui siamo un po' tutti protagonisti, Andrea era un protagonista, diciamo così, non da prima pagina, una persona di fatti e non dei riflettori. Questo secondo me era un valore aggiunto, quindi un uomo veramente propositivo, un volontario nella sua carica di presidente, una persona piena di iniziative e con un occhio di riguardo verso le future generazioni. Un protagonista silenzioso non solo dell'imprenditoria montebellunese ma anche dell'intera comunità che oggi ne piange la prematura scomparsa a soli 49 anni. È morto per un malore improvviso Andrea Parisotto, presidente dell'Associazione Sport System e del Museo dello Scarpone. Parisotto è stato a lungo in scarpa anche come amministratore delegato, aveva lasciato l'azienda di famiglia nel 2018 per fondare una società di investimenti specializzata nello sviluppo di piccole imprese. Innovazione e giovani talenti erano la sua missione. E Andrea era un caro amico, oltre che un bravo imprenditore con una responsabilità nello Sport System. Pochi giorni fa abbiamo concluso Generazione 2026, il primo anno proprio dedicata allo Sport System, dove ha ospitato nel Museo dello Scarpone la delegazione di 30 paesi, dove ha portato a fare un tour nelle nostre aziende. L'ultima preoccupazione palesata in pubblico da Parisotto riguardava il caro bollette, così poche settimane fa. Il mondo dell'impresa è alla finestra, sta attendendo effettivamente che i provvedimenti governativi e i provvedimenti eventualmente della comunità prendano atto. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro fiduciosi che questa questione venga risolta nel migliore dei modi. Sotto shock familiari e l'intero quartiere di Mercato Vecchio dove viveva. E per questo va il mio più sincero abbraccio a tutta la famiglia e a tutti i suoi affetti più cari. Cambiamo argomento. L'anno prossimo, nel 2023, saranno 120 anni dall'elezione del soglio pontificio di Giuseppe Sarto, Papa Pio X. Ebbene, il prossimo anno, proprio nel 2023, è stato annunciato un momento devozionale senza precedenti. O vivo o morto tornerò, così disse l'allora patriarca di Venezia Giuseppe Sarto nel luglio 1903 alla partenza per il conclave che lo elesse Papa. Nel 2023, a 120 anni dalla sua salita al soglio pontificio, San Pio X ritornerà a casa. Papa Francesco, a cui il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, ha scritto di proprio pugno una lettera, ha consentito a una peregrinazio del corpo del pontefice a Riese nell'ottobre dell'anno prossimo, presumibilmente da sabato 7 a domenica 15. Si attende solo il definitivo via libera dall'arciprete della Basilica di San Pietro. È una bella occasione, aspettiamo ancora le risposte definitive perché
vogliamo essere sicuri con l'arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Gambetti, che il trasporto, il movimento possa essere davvero sicuro, ma c'è la possibilità di questa peregrinazio in un momento bello, importante, dove riprendiamo ancora una volta stimolo, suggerimento, impegno dalla figura di San Pio X, che ci costringe col tempo a capire quanto fosse riformatore, quanto fosse importante, quanto fosse veramente pastore. L'aspetto organizzativo delle celebrazioni sarà seguito da Fondazione Sarto e Comune di Riese. L'occasione di mettere in campo delle iniziative, tra cui il restauro completo della casa natale, il riallestimento museale, un nuovo percorso di visita, azioni comunicative eccetera, dall'altra parte di poter veramente essere attrattivi per tutto il mondo di pellegrini che vengono già comunque a Riese, ma che potrebbe avere in questa occasione un momento fondante, insomma, nella storia quantomeno del nostro paese. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta per vedere, come ogni venerdì, con il generale Iannicelli che tempo farà nelle prossime ore. Ancora un fine settimana d'autunno all'insegna del tempo stabile, e questo grazie alla presenza di un anticiclone di alta pressione evidente sulla carta del tempo, un'alta pressione non intensa, livellata, ma mai in questo periodo d'autunno le alte pressioni sono intense, sono forti, ma sono sufficienti a mantenere lontano i sistemi perturbati che, come vedete dalla carta, sono collegati a una depressione sul nord Europa. Quindi prevediamo per domani inizialmente con una stratificazione delle nubi, quindi un cielo in parte coperto, ma poi ci sono dei rasserenamenti. Per domenica forse le nubi saranno più insistenti per effetto anche di un po' di nebbia, qualche banco di nebbia durante le primissime ore in pianura, ma poi anche domenica sarà un miglioramento. Grazie a questa situazione anche la prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile. Intanto i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature, le minime dai 12 ai 14 gradi, le massime intorno ai 23, anche 24 gradi, e forse la settimana prossima cresceranno ancora di qualcosa. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. La pagina bellunese si apre con la cronaca di un'altra vittima, purtroppo in montagna. Un alpinista è precipitato oggi a circa 300 metri dalla ovest delle Tracime di Lavaredo, perdendo appunto la vita. Attorno alle 12:30 la centrale del SUEM è stata attivata dai 4 compagni di un alpinista 56enne di San Candido, in provincia di Bolzano, che a meno di 100 metri sotto la vetta è inciampato lungo una cengia, cadendo tra le rocce. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, abbassandosi di quota lungo la verticale, ha permesso ai soccorritori di vedere alcuni oggetti e individuare lo zaino in una stretta fessura lungo un'ottantina di metri, impossibile da avvicinare con l'elicottero, nemmeno utilizzando un verricello. L'eliambulanza è quindi volata per imbarcare 4 soccorritori del soccorso alpino di Auronzo e della Guardia di Finanza in supporto alle operazioni, per poi sbarcarli con il verricello dove si trovava il tecnico di Elis Soccorso, che nel frattempo aveva preparato l'ancoraggio per le corde fisse. I soccorritori sono quindi scesi fino al corpo senza vita dell'uomo. L'alpinista si trovava in una stretta fessura tra la cima ovest e la Torre Comici. Questo appunto accaduto oggi, l'ennesima tragedia in montagna a perdere la vita, lo ricordo, un 56enne di San Candido in provincia di Bolzano. Adesso invece la sanità, nuova opportunità, e parliamo di ortopedia a Feltre, perché dovesse avere problemi, soprattutto se seri, alla spalla. Eccellenze in ambito medico. A Feltre, con la nomina del nuovo primario di ortopedia, si crea un punto di riferimento per la chirurgia della spalla. Posso dire che per l'esperienza che ho maturato in questi anni, che sicuramente questo può essere un centro di riferimento a livello regionale, sicuramente, perché siamo in grado di gestire tutte le patologie della spalla con alti standard di qualità. E ripeto, l'altra cosa che a me mi piace sottolineare è anche la possibilità di seguire il paziente in tutto il decorso post-operatorio. Spalla che può essere un problema di e per chiunque, ma che sicuramente incide in particolar modo su chi pratica uno sport che di questi tempi sta regalando grandissime gioie ai tifosi. Qui io sono un ex giocatore di pallavolo, l'ho seguito anche in passato come medico
mi piace. Lì a maggior ragione è fondamentale anche la collaborazione col fisioterapista, perché poi è quello che ha un po' il polso in mano alla situazione. Però sì, sicuramente, se vogliamo dire uno sport che più si presta a essere trattato da un chirurgo della spalla, sono ovviamente i famosi sport overhead, dove si usano ovviamente le spalle, e la pallavolo è sicuramente uno di queste. Alta formazione, dopo la Luis Business School a Belluno, anche l'Università di Verona con la laurea triennale in informatica. Confindustria Belluno con la Regione e l'Ateneo Scaligero stanno lavorando sul progetto. La sfida ora è trovare il cofinanziamento delle imprese, ma per la sede gli occhi sono puntati su Palazzo Bembo, che potrebbe diventare una vera e propria cittadella degli studi nel cuore della città. L'attivazione di un corso di laurea in informatica sarebbe un ulteriore contributo alla realizzazione del polo dell'alta formazione e dell'innovazione a Belluno, afferma la presidente degli industriali Lorraine Berton. Confindustria farà la sua parte, resta da capire se l'interesse del sistema delle imprese si tradurrà anche nelle disponibilità a investire su questa iniziativa. E la montagna e le sue difficoltà, che non sono poche, domani sera al Teatro Comunale di Belluno in una pièce teatrale messa in scena da una produzione locale. Come si fanno le cose? Il titolo dello spettacolo, tratto dall'omonimo libro dello scrittore bellunese Antonio Bortoluzzi. Vale, dobbiamo farlo. Valentino e Massimo, interpretati da Luigi Budel e Marco De Martin Modolado, sono due amici e colleghi di fabbrica che progettano, attraverso un furto con destrezza, di realizzare il sogno della loro vita, abbandonare il logorio del loro lavoro per rilevare un agriturismo nella foresta del Cansiglio. È la trama del libro Come si fanno le cose di Antonio Bortoluzzi, da cui è stato tratto lo spettacolo teatrale che debutterà sabato sera al Comunale di Belluno. Abbiamo pensato di dare molta importanza all'amicizia dei due personaggi, Massimo e Valentino, senza dimenticarci però dell'importanza anche del valore dei nostri posti. Tra i temi trattati nella pièce anche quello dello spopolamento. Un problema che effettivamente si verifica già da tantissimi anni, con la fatica di riuscire a trovare un lavoro oppure per altre motivazioni. Debutto a Belluno e replica domenica la Loggia dei Cavalieri di Treviso per rientrare a dicembre nel Feltrino. 75 minuti per uno spettacolo che si annuncia godibile e brillante. Prosa, musica, canto, improvvisazione e clownerie ruotano attorno a temi che invitano a riflettere. Non è solo una commedia e non c'è solo dell'ironia, ma ci sono anche delle tematiche come appunto l'amicizia, l'importanza di una relazione, l'amore, la difficoltà di vivere in questa montagna, in questi posti, magari di avere un lavoro anche faticoso, il desiderio di avere qualche cosa di migliore. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Ci attendono diverse giornate di tempo stabile grazie all'alta pressione sempre più consolidata sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 15 ottobre. Sul Veneto, sulle Dolomiti sarà sereno o poco nuvoloso. Altrove avremo un'alternanza di nuvole e di rasserenamenti. Di notte nebbie sparse in pianura e nelle valli prealpine, ma in dissolvimento in mattinata. Precipitazioni assenti. Temperature gradevoli, minime tra 9 e 14 gradi, massime invece comprese tra i 19 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulla costa cielo in prevalenza sereno con deboli venti di brezza. In pianura e sui rilievi cielo a tratti coperto ma sempre senza piogge. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime intorno ai 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sui settori più settentrionali della nostra regione sarà nuvoloso con nubi basse e foschie, solo in parziale dissolvimento nel corso della giornata, altrove più soleggiato. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.